hanno contenuti importanti che guardano soprattutto le piccole e medie imprese in crisi, la finanziaria e il bilancio 2013 approvati nei giorni scorsi dalla Regione. A sottolinearlo con soddisfazione è Confartigianato del Veneto. Abbiamo innanzitutto apprezzato, ha affermato il presidente regionale Giuseppe Sbalchiero, che grazie ad uno specifico emendamento sulla certificazione dei crediti delle imprese appaltatrici e fornitrici della Regione e delle sue società sarà finalmente immesso un flusso di liquidità finanziaria importante che darà una boccata d'ossigeno alle aziende che da lungo tempo non riscuotono i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. In Veneto questi ammontano a poco meno di 3 miliardi. Un altro aspetto positivo, secondo Confartigianato, è rappresentato dal maxi emendamento che all'interno di un intervento pari a 12 milioni per sostenere disoccupati e famiglie disagiate prevede contributi anche a favore delle famiglie di imprenditori che a causa della crisi versano in particolari situazioni di difficoltà, un atto significativo che aiuterà ad evitare drammi irreparabili.